Ed è proprio il maestro Luciano Pavarotti con accanto alla sua compagna Nicoletta Mantovani a aprire questo Gran Premio. Il resto del Carlino Gran Premio di Modena. Sta per entrare in campo Vincenzo Chimirri su Défi Platière, mentre ricordiamo che già 7 sono i qualificati alla seconda manche, un percorso netto per ognuno. Il primo è stato Søren von Ren su Chandra, immediatamente dopo Jerry Smith sul Lux Z, poi il nostro Roberto Arioldi, che l'anno scorso ha vinto proprio qui al Pavarotti International il Gran Premio Modena su Paprika della Loggia, e non poteva essere altrimenti. Poi il francese Alexis Gauthier con Cincaba Rouge. Tra l'altro il transalpino ha ottenuto la migliore prestazione cronometrica, 77 secondi e 30. Poi Markus Merschoffermann, Germania su Camirez B, un'altra tedesca, la moglie di Ludger Berbaum, Michaels Berbaum, Meredith su Concetto 4, e poi Peter Charles e Irlanda su Trax Data Carnevalley. Seguiamo ora Vincenzo Chimirri, cavaliere della Polizia di Stato, l'altro giorno in Coppa delle Nazioni proprio con Défi Platière, un incidente che ci aveva fatto temere il peggio per il cavallo, un colpo all'anteriore, poi una brutta caduta, ma per fortuna, al di là della paura, non c'è stato altro. Ieri Vincenzo Chimirri ha provato il cavallo e poi ha abbandonato il premio, voleva semplicemente assicurarsi che il brutto ricordo fosse stato cancellato. Adesso seguiamo il percorso, un percorso di 570 metri con una velocità di 400 metri al minuto, 86 secondi il tempo massimo, 172 secondi il tempo limite. 13 gli ostacoli, affronta la doppia gabbia Chimirri, c'è già un errore, quindi già 4 penalità per lui e Défi Platière. Forse qualcosa nel cervello come ricordo, come retaggio di Défi Platière è rimasto proprio sulla doppia gabbia, e l'errore infatti è venuto proprio alla doppia gabbia. Siamo agli ultimi 2 ostacoli e c'è un altro errore. 8 penalità per Vincenzo Chimirri con un tempo di 82,15. Rivediamo al rallenti il nostro regista Riccardo Di Blasi, ci ripropone l'ultimo errore, ma esplode il pubblico presente. Oggi sono veramente tanti che sono venuti qui a vedere il Gran Premio, e Gianni Govoni è atleta di casa, cavaliere di casa, quindi ovvio che gli occhi e i riflettori siano catalizzati sulla sua figura e su l'Europiana Las Vegas. Intanto ci sta raggiungendo Arnaldo Bologni, ricordiamolo, fino adesso sono qualificati nella seconda manche. Parte a tutte le più importanti manifestazioni mondiali, Prima, Olimpiadi, Campionato del Mondo, d'Europa. Intanto sul percorso Gianni Govoni. Una notizia, è il caso di dirlo, il numero 1 della lista del ranking mondiale, Ludger Berbaum, tra l'altro arrivato di corsa da Cannes dove ha vinto il Gran Premio, 210 milioni, e al momento fuori, 4 le penalità per lui. E poi prima abbiamo detto presi dalla foga, dalla velocità, Meredith Berbaum, Michaels Berbaum, moglie e la cognata. Comunque seguiamo Gianni Govoni con attenzione, ci ha raggiunto Arnaldo Bologni, insidiosa. Abbiamo visto prima Défi Platière, intanto il pubblico sottolinea l'errore di Gianni Govoni. Allora, vediamo prima Gianni come conclude. Mimmo, direi di vedere il percorso di Gianni. Doppia gabbia. Balla un pochino la barriera, ma non va giù bene. Ma direi che oggi tanti cavalli hanno sentito un attimo questo caldo veramente fannoso e non riescono a dare del loro meglio, ecco. Errore anche al verticale per Gianni Govoni, gli ultimi ostacoli, la triplice bene, e poi fuori tempo completamente Arnaldo. Ma non l'ho capita, perché normalmente lui
fa sempre dei tempi in più sulle linee, invece è voluto andare avanti in 4 tempi, la gara gli è venuta un attimino. Ecco, rivediamo la rallenti. Esatto, un po' lunga, e nell'uscita della combinazione non è riuscita a trovare la battuta per portarsi indietro per l'Oxer. Ecco, la rivediamo. Gli erano sfuggite anche le redini per un momento. Sì, lui l'ha lasciata andare perché ha notato che la cavalla aveva bisogno di provare da sola a uscire da questa difficoltà dell'Oxer. Io penso che è stato un attimino tutta una questione di programmazione di distanza, ecco. Intanto quello che è successo. De Fiplatier ha ricordato la doppia gabbia. Ma ne abbiamo parlato l'altro giorno, è un cavallo di qualità, cavallo rispettoso, e penso che gli errori che ha fatto oggi è che ancora non è tranquillo in se stesso per quello che gli è successo l'altro giorno. Difatti ha fatto errore all'entrata della doppia gabbia con gli anteriori, poi ha fatto errore alla seconda barriera dell'Oxer, perciò non aveva fiducia di avanzare, e la stessa cosa nell'uscita della combinazione finale. L'unica cosa importante è che il cavallo abbia finito il percorso e non abbia creato le difficoltà che ha avuto venerdì nella Coppa delle Nazioni. Oggi le ha passate le combinazioni creando l'errore, però il morale gli sta ritornando senza difficoltà. Intanto sul percorso Andrea Bracci su Double Dis. Vediamo quello che è successo con gli altri nostri cavalieri. Amazzoni, Alessia Maroni, 8 penalità. Sì. E quindi al momento è fuori, però ecco, ha avuto un errore incredibile. Ma Alessia. Ha avuto questo errore sull'Oxer numero 10, penso che l'errore è venuto, ma già nel tracciato aveva poco controllo del cavallo, perché è il suo secondo percorso importante di Alessia. E tanto Riccardo Di Blasi ci ripropone il percorso di Alessia Marioni. Ecco, semmai qui lo possiamo rivedere. Lei ha avuto poco controllo da metà percorso in poi, perciò la distanza che gli si è creata sul numero 10 gli è venuta molto al piede, e il cavallo non è riuscito a finire bene il salto e ha fatto un attimo un salto un po' particolare, ecco. Penso che sia stato solamente una questione di controllo, e anche per il fatto che Alessia è il secondo concorso importante che affronta col cavallo. Allora vediamo nel frattempo Alessia Marioni, mentre già 4 penalità per Andrea Bracci, che sta mandando avanti il suo percorso. E mentre vediamo Alessia Marioni, ricordiamo che ci sono state anche buone prove per Filippo Rizzi, soprattutto 4 penalità, un disastroso Forza il Caldo. Giuseppe Rolli aveva già cominciato con gli anteriori proprio a mollo nella barriera, sì, nella riviera, scusa. Il cavallo non è tanto che ce l'ha, Giuseppe non lo conosce ancora molto bene, e ha avuto un attimo questa difficoltà nella linea finale, perciò in questi percorsi bisogna cercare di partire con una concentrazione, e anche se succede un errore mantenere quella concentrazione fino alla fine. In modo stiamo rivedendo il percorso di Alessia. Vedi anche l'errore dopo la riviera, il cavallo gli aveva preso un po' troppo il galoppo in avanti e non riusciva più a riprendere. In ogni modo, appena finito Bracci il suo percorso con 16 penalità. Ecco, adesso comincia il serio. Totale di 16 penalità. Andrea Bracci esce dal campo, un cavallo un po' irrequieto, anche oggi ha dato qualche problema. Intanto vediamo la parte conclusiva del suo percorso alla triplice. Ma venendo via da questa linea, per esempio dal verticale e terzultimo, per fare la triplice che viene un po' contro al pubblico, i cavalli si portano un po' all'interno e la distanza può venire un po' sfalsata su quella triplice lì, e poi sono 4 tempi continuativi sulla gabbia finale. Se si sbaglia un attimo lì la direzione, una concentrazione, può capitare l'errore, ecco. Intanto James Peters su Alco, detto all'inglese, detto alla belga, James Peters. Sono 6, pochi fino adesso i binomi entrati nella seconda manche. Evidentemente, come dicevi tu prima, questo caldo e questo umido si stanno facendo sentire in tutti i campi, sia per i cavalli che per i cavalieri. Sì, devi pensare che sono 4 giorni che stanno saltando in questo campo, il caldo è tutti i giorni che veramente batte sulle scuderie, perciò riescono anche a non riposare molto bene i cavalli. E poi addirittura c'è, come abbiamo detto prima, Ludger Berbaum che passa da Cannes, ritorna
qui a Modena. A proposito, Questo è un professionista. perché Arnaldo Bologni non ha partecipato al Gran Premio? Ma io ho i miei primi cavalli che sono arrivati oggi ad Aquisgrana, perché domani li raggiungo e martedì inizia il concorso. Sono venuto qua con 2 cavalli proprio per cercare di partecipare a un bel concorso come questo qua di Pavarotti International, ecco. Però sarebbe stato assurdo partecipare in un Gran Premio quando non ho una sicurezza e una garanzia del mezzo che in questo momento monto. Non sarebbe un bello spettacolo. E insieme a te chi parte per Aquisgrana? Roberto Rioldi, Jerry si porta? Smith, Roberto si sporta Paprika della Loggia. Paprika della Loggia e Aramis. Jerry si porta Lux, Zeta. Giamiro e la Chablis Block. Ad ogni modo abbiamo il 7° 0 del belga. 0 le penalità, 82 secondi e 20 il risultato di... Bel risultato, siamo quindi arrivati a quota 8. Se non erro qui prendono i 9 migliori binomi. Il 25% dei migliori piazzati e ci stiamo perché 37 sono i partecipanti. Sono 8 le 0. Allora andiamo a vedere, abbiamo parlato di chi viaggia, eccolo qui Berbaum, anche un grande campione, 3 volte medaglia d'oro olimpica, numero 1 del ranking mondiale, anche lui riesce a sbagliare, lo ha dimostrato il percorso di oggi, quindi... Beh, se è un errore che può capitare, difatti è la linea che ho detto prima, se viene via da una spezzata con un verticale che ha una dimensione di 1,60 m, perciò è da saltare, e questa triplice che viene contro alla tribuna, perciò prendendola appena un po' in diagonale i cali si buttano un po' all'interno. Il suo cavallo ha fatto un po' questo. Quindi dicevi... No, dicevo che appena riusciamo ad arrivare al punto dove tanto ecco, questa è la doppia gabbia, la doppia gabbia e veramente ha una monta. Parlando di cavalieri tedeschi, uno pensa che il cavaliere tedesco monta tutto o seduto, ai 2 all'ora, tranquillo. Lui ha una monta fluida, leggera, in avanti col suo cavallo. Ecco, questa era la difficoltà che può venire, il verticale, e il cavallo si butta un po' all'interno e si butta a sinistra e in ricaduta fa l'errore. Questo è quello che poteva capitare, non so, in una costruzione di questi 2 salti messi in diagonale. Quindi Ludger Berbaum è champion d'Ulysse, il suo cavallo al momento fuori. Siamo ritornati sulle immagini del Gran Premio. Olivier Joannettot passa bene la doppia gabbia, ma ha già totalizzato 4 penalità e quindi 8 cavalieri al momento. Si è aggiunto per ultimo il belga James Peters su Alco. Però Mimo, Ludger Berbaum in questo momento non è fuori. Potrebbe rientrare nel famoso esatto, 25% visto anche il tempo. Lui direi che ha un tempo abbastanza... Sì, solo che vedendo che ci sono ancora da affrontare il percorso cavalieri amazzoni come Diane Lampard, poi Urs Fa, può darsi che uno di loro tolga il posto. Staremo a vedere, lo vedremo proprio all'ultimo secondo. In ogni modo ci sono dei nomi alla fine che possono far 0 senza problemi, ecco. E ora sarà il momento proprio di Urs Fa su Herzog Quechen Garry, cavaliere elvetico, l'abbiamo appena nominato, anzi no, Questo è l'irlandese. è l'irlandese Dermot Lennon, capita di sbagliare una riga per l'altra. Questo è un cavallo che venerdì in Coppa ha anche fatto 4 penalità il primo giro e 0 il secondo, perciò è un cavallo che anche in Coppa si era fermato, un ottimo cavallo per poter fare veramente questo Gran Premio senza problemi. In Coppa poi c'è stato quel capolavoro di Ludger Berbaum con Champion d'Ulysse che ha costretto con una pressione psicologica, una corsa veramente Peter pazza, Chas, è vero. ha costretto gli irlandesi a forzare ed è arrivato l'errore. Infatti a parità di penalità ha vinto la Germania proprio in virtù dei migliori tempi. Seguiamo Fa, affronta la riviera, 4,20 m di estensione. Un cavallo che ha un suo salto un po' bizzarro, ma esprime tutti i mezzi che ha per poter passare
senza problemi questa altezza di costruzione di ostacoli. Quindi raccontiamo ai telespettatori che ci sono anche cavalli che vengono lasciati un pochino andare perché sanno fare anche da soli. No, è importante cercare, ci sono dei cavalli che non hanno una gran tecnica nel salto, però bisogna cercare di trovare un compromesso con loro per non disturbarli il più possibile, perché è importante anche per loro non disturbarli il più possibile, perché la concentrazione nella battuta finale, anche loro devono concentrarsi per poter saltare il meglio possibile, ecco. La triplice, gli ultimi due ostacoli, siamo stati facili profeti. Siamo stati facili profeti perché avevamo detto, parlando di Ludger Beerbaum, è fuori. Difatti Martuscelli in questo momento ha proprio detto che le 4 penalità non entrano più perché lo 0 di Dermot ha mandato fuori le 4 penalità. E adesso Urz fa su Herzog, Queken, Garri. Stavamo dicendo, ci sono cavalli che hanno innato l'istinto del saltare, che qualche rara eccezione vengono quasi lasciati andare e richiamati solamente in alcune occasioni. Ci sono dei cavalli. Abbiamo visto prima, scusa che ti interrompo, che Gianni Govoni ha lasciato libera la cavalla di uscire, il cavallo di uscire dall'impasse in cui era entrato. Però sai, lì era prima di tutto a una velocità veramente avanzata. E per quello che ti dico, normalmente Gianni è un cavaliere che fa molti più tempi del normale nelle linee. In questo caso non l'ha fatto e la cavalla si è trovata un attimino smarrita perché non è sua abitudine di fare queste cose e ha fatto questa uscita di combinazione non con un bellissimo salto. Lui purtroppo quando si è in gara ci sono anche dei momenti, sai, sono frazioni di secondo. Gianni in quel momento ha pensato di far bene in quella maniera lì, purtroppo non è riuscito bene quello che lui pensava. Purtroppo capita in queste cose. In pratica è come se le avesse detto: sbrogliatela da sola, esatto, fammi vedere che sai fare. Speriamo che non si sia fatta male la cala, perché ha preso veramente il largo dell'uscita della combinazione non tanto bene e poi dopo ci avrà delle altre gare importanti da affrontare. Intanto è quasi, c'è già un errore per Urzfa, quindi anche lui è già fuori dalla seconda manche. Sono 9 i cavalieri, l'ultimo che si è aggiunto alla lista è Dermot Lennon sull'Iskalgu. Benissimo alla doppia gabbia. Quindi dicevi, questa uscita dalla doppia gabbia e poi quel verticale con campanili, avendo le tribune davanti, i cavalli sono un attimo disorientati. No, io direi che non più la tavola. In tutto il tracciato abbiamo visto che gli errori o vengono alle 6, l'oxer giallo dopo la riviera, o l'uscita della doppia gabbia, o questa linea finale. Ma ci sono anche dei perché nei tracciati. Nel senso che la doppia gabbia è costruita da 2 oxer, un verticale finale, che ci sono 2 tempi all'inizio e messa in una girata, e la costruzione è nella diagonale del campo che va in salita, perciò bisogna spingere un po' per la copertura dei 2 oxer e il verticale finale viene corto, perciò viene molto più difficile il rispetto se uno abbandona di colpo il cavallo. Intanto il maestro Luciano Pavarotti, Etter ha rinunciato, Sven Levertz su Ero in campo, e poi noi andremo a vedere i 2 percorsi, quello di Roberto Arioldi e di Jerry Smith. Ecco, nel frattempo che Levertz affronta il suo percorso, ci stavi dicendo prima, eravamo arrivati a Jerry Smith, che verrà anche lui ad Aquisgrana, Lux Z, e poi chi si porta? Si porta Lux Z, Jamiro e la Sevriglot, che è la cala che ha usato in questa manifestazione sia Lux che la cavalier Lamella. Poi c'è Davide Poi Gorla. viene Davide Gorla con i suoi 2, il grigio e il suo baio. È quello che è stato giudicato il miglior cavaliere di Piazza di Siena, Enrico Maria Frana, che veramente ha fatto una manifestazione a Piazza di Siena di ottimi risultati. Ha vinto una gara secondo, terzo, un ottimo gran premio.
ed è in forma, ed è giusto che anche il nostro tecnico lo porti a una manifestazione come Aquisgrana così importante. Intanto seguiamo l'Everts, questo ultimo percorso della prima manche, c'è errore, anche lui è fuori, e quindi appena l'Everts avrà concluso Riccardo Di Blasi ci può rimandare il percorso di Roberto Arioldi e di Jerry Smith. Intanto con Arnaldo vogliamo parlare un attimo di quello che sono i siti internet che riguardano l'equitazione. C'è innanzitutto il sito della Federazione Italiana Sport Equestri, quindi se qualcuno vuole appuntare, sia appassionato, curioso, che vuole conoscere i risultati, il calendario, il sito della Federazione Italiana è www.fise, Federazione Italiana Sport Equestri, ma scritto fise.it. Poi un nuovo sito, di cui ne parleremo tra qualche istante, anche lui, notizie sui concorsi, risultati, cavalli, cavalieri, che è il sito della Jumping Database ed è www.gdb.it. E poi il sito che ha seguito il CEO qui di Modena, www.pavarottimorriff.net, che non solo è collegato come link proprio al JDB che abbiamo citato prima, e quindi troverete sempre istruzioni, ma andiamo a vedere ora i due percorsi dei nostri cavalieri, Roberto Arioldi e Jerry Smith. Jerry Smith è stato lui il primo a scendere sul percorso. Tanto Roberto Arioldi con Paprika della Loggia. A te, Arnaldo. Ecco, no, come mi hai detto prima che il pubblico rimaneva col fiato sospeso, vediamo Roberto che già su tutti i primi salti li tocca tutti, e le tocca tutte le barriere, e che normalmente la Paprika è una cala che rimane alta sull'ostacolo, è per questo che diceva che la sua cavalla ha risentito un po' questo caldo della giornata. Però c'è da dire che hanno un affiatamento loro due che anche nel minimo della difficoltà riescono a risolvere il problema. Intanto ci arriva la notizia che la squadra italiana a Lisbona nella Coppa delle Nazioni dopo la prima manche è al primo posto, e quindi possiamo magari ritornare a ridosso della Germania che al momento conduce con 31 punti. Ecco, verticale vedi che di tavole. l'uscita della doppia gabbia l'ha un po' sfiorata. In ogni modo, nelle gare ci vuole anche della fortuna, perché se non si ha la fortuna non si vince. Sempre tante categorie, come in questo caso Roberto, guarda qual è la barriera della triplice, in ogni modo è giusto così, perché tra Roberto e Paprika è un momento fantastico ed è giusto che la fortuna ci sia vicino. E intanto Roberto Arioldi tra qualche istante lo rivedremo in campo, applausi da parte di tutto il pubblico, ma anche Jerry Smith fatto veramente un ottimo percorso con il suo Lux Z. 82,31 era il tempo di Roberto Arioldi. E intanto vediamo i 9 binomi qualificati. Mesh Offerman su Camirez Bissar è il primo a entrare in campo, si entra in ordine inverso alla classifica. Poi Seren Vorren su Chandra sarà il secondo, Peter Charza su Traxdata Carnevalley. Dopo il nostro Roberto Arioldi con l'Europeana Paprika della Loggia, James Peters, Alco, Dermot Lennon, Liscalgo, Jerry Smith, Lux Z, poi Meredith Michaels Berbaum, Concetto 4, Alexis Gauthier che è stato il più veloce su Cincaba Rouge. Tu pensa che hanno preso il 25% e 9-0, il 25% della categoria. Perciò direi che il direttore di campo è stato, direi, perfetto nel tracciato che ha fatto per avere solamente gli 0. Un primo piano di Nicoletta Mantovani, ma adesso andiamo a vedere il percorso di Jerry Smith e Lux Z. Jerry ha fatto veramente un percorso bello, il cavallo ha fatto degli ostacoli con un margine veramente alto. Ecco, intanto vediamo già la differenza.
sicurezza, mentre Roberto è più sanguigno, dà l'idea di sentire quello che sta facendo, eccetera, molto più flemmatico Jerry. Beh, sono anche due soggetti di cavalli diversi, e la Paprika è una cavallina piccola con un temperamento, un movimento diverso. Questo è un cavallo che ha delle grandi falcate ed è un cavallo già di dimensioni molto più elevate di quello di Roberto, ma è la monta di Roberto anche che dà temperamento ai cavalli. E intanto arriva all'ingresso della doppia gabbia Jerry Smith. È stato un piccolo capolavoro il suo percorso. Ha ottenuto, nonostante sembra che vada piano, ha ottenuto il terzo tempo, 80 secondi e 71, quindi è il terzultimo a scendere sul percorso, mentre vediamo che Roberto è il quarto, quindi che succede? È il primo che è avvantaggiato? No, ma nel senso, tutte le cose hanno un senso di quello che succede. Roberto già dal tempo prova sentiva che Roberto sentiva che la calla non era ben attiva come normalmente, ha cercato di tenerla calma, fare un tracciato più largo per dare il tempo alla calla di riprendersi tra un salto e l'altro, perché normalmente lui è sempre il più veloce nei tracciati. Jerry, che è il cavallo più fresco, automaticamente ha fatto un percorso con molta più disinvoltura e per quello che è a un livello molto più alto un livello molto più basso di partenza. Siamo così arrivati alla seconda manche del Gran Premio Modena. Il resto del Carlino e Marcus Mechon-Formand su Camirez B ad affrontare il percorso. Non ci sarà barrage, la somma dei tempi e delle eventuali penalità, comunque tutti a zero nel primo percorso, la somma dei tempi darà il vincitore di questo Gran Premio. Infatti stiamo vedendo, Arnaldo, che filano, cercano proprio di tagliare in tutte le maniere, senza gli ostacoli, 570 metri il percorso. Resta una gabbia, la sta passando in questo momento il cavaliere tedesco. Ma è molto veloce perché veramente a prenderlo c'è da rischiare il tutto per tutto, anche perché entrando come primo lui non poteva fare altro. Percorso netto su 43 e 88. Quindi il punto di riferimento adesso per tutti gli altri è questo 43-88. Bisogna fare qualcosa di meno. Lui però ha messo in crisi un attimo gli altri. Il tempo più alto è per il fatto che è servito per la partenza di questa seconda manche. Adesso tutti partono a pari merito di penalità, però è il tempo di questo barrage che dà la vittoria al Gran Premio. Senz'altro più andiamo avanti, più per gli altri hanno le idee più chiare dove rischiare di più o di meno, ecco. Però lui ha fatto veramente un barrage andando, perciò li ha messi già in una maniera di rischiare il più possibile. Intanto Søren von Ren su Chandra, tutti con il fiato sospeso, c'è un silenzio in tribuna, nelle due tribune. Triplice, passa bene. Dal verticale 11 alla triplice 12 già in due cavalli hanno fatto 7 tempi di galoppo, perciò penso che rimarrà quella distanza lì. L'unica qui è di stringere il più possibile tra un salto e l'altro e nelle distanze come dalla gabbia al verticale Monrif e al numero 2 del percorso base il San Benedetto. Questo subentra anche la velocità. Penultimo ostacolo, sta filando, 43 e 80, il tempo da battere al momento, chiude von Ren su Chandra. 45 secondi e 02 e quindi va alle spalle del suo compagno di squadra Marcus Mechon-Formand, rimane al comando della classifica. È sempre Mechon-Formand al comando, l'irlandese Peter Charles. Io credo che sarà un bel barrage, perché adesso tutti devono cercare di stringere, limare il più possibile le girate e nella parte finale veramente cercare di andare il più possibile per affrontare l'Oxer finale anche con una velocità
avanzata, ma arrivare con un buon equilibrio, perché sennò il cavallo non riesce a battere e saltare bene l'ox. Comunque Alexis Gauthier, che aveva 77,30 nel primo percorso, è l'unico che potrebbe prenderla con un attimo di calma, perché ha 7 secondi di vantaggio su Merschofferman. Beh, sì, senz'altro, perché è il cavallo molto più veloce, però sai, alla fine diventa un rischio partire per ultimo e cercando il più possibile, anche perché abbiamo già due percorsi zero. Peter Charles, Irlanda, trattata a Carnarelli. Ecco, Peter Charles per esempio ha preso un'altra opzione, ha tagliato proprio, veramente rischiosissima. Perfetto, però veramente ha fatto un rischio e si può allargare un po' di più per la combinazione. Peccato, Purtroppo... peccato. Beh, in qualche maniera si doveva pagare lo sforzo che aveva fatto fare al cavallo per tagliare in quella maniera. Ma più che sforzo, se l'ha fatto perché era sicuro di poterlo fare, non è arrivato semmai con un buon impulso per entrare nella combinazione. Io penso che i cavalieri che entrano qui nel barrage, se prendono un'opzione come ha preso lui, è perché conosce bene il suo cavallo. Comunque questo costa al momento a Peter Charles un piazzamento, ma adesso grande silenzio. E sentite proprio un battimani, urla da stadio quasi per Roberto Arioldi. Beh, direi che è molto bello per un cavaliere quando entra a sentire il pubblico che lo applaude e gli dà anche la carica. Intanto vediamo in viso Roberto concentratissimo, guarda davanti a sé, sta urlando qualcosa a qualcuno. Penso che la prima barriera della combinazione abbia un po' la gobba e cerca di farla mettere a posto. Ecco. 0 le penalità di Merschofferman, 43,88. Questo è il risultato da... Infatti ha dato un'occhiata a vedere se avessero seguito il suo consiglio. Aveva chiuso in 82,31, 43,80 il tempo che Marcus Merschofferman su Camillez B ha fatto registrare come primo percorso. Molti dicono che il primo percorso è quello più avvantaggiato, che poi mette veramente in crisi gli altri. Si chiama Paprika della Loggia e in sella a lei Roberto Arioldi. E direi che parte molto meglio del percorso base. Verticale, pubblico col fiato sospeso. Ecco per esempio Roberto ha fatto 8 tempi, la cala gli si è appoggiata sulla barriera finale della triplice. Gabbia. Benissimo, altri 2 ostacoli, al momento 4 penalità per Roberto Arioldi. Paprika della Loggia, ne arriva un'altra. Chiude con 8 penalità. Peccato perché l'errore sulla triplice, proprio essendo un ostacolo che ha un grande invito per saltarlo bene, quando si fa un errore sulla triplice un attimino il morale va un po' a terra, ecco. Tanto Jan Peters è entrato in campo su Alco. Ricordiamo che il montepremi di questo Gran Premio Modena, il resto del Carlino, è di 435 milioni, 135 dei quali vanno al vincitore e 25 vanno all'ultimo classificato, quindi già risalire qualche posizione, non riesce a vincere, a prendere il primo posto, ma prende il terzo, quarto. Bisogna essere contenti di la giornata è andata. Seguiamo ora il belga, dopo di lui altri 4 cavalieri per chiudere. Le nostre chance sono affidate a Jerry Smith e Lux Z, ma ora James Peters e Alco. Scatta la cellula, parte il cronometro. Ecco per esempio vedi il belga cerca di fare un percorso tranquillo e assicurarsi lo 0. Sai, ognuno conosce anche il suo cavallo per rischiare o il più o il meno la categoria. Esce bene dalla triplice. Il verticale inserito tra i 2 elementi della gabbia. Gira con calma Peters. Vedi, si allarga anche per affrontare la combinazione.
Lui ha preso questa opzione, però Tanto c'è errore. vedi, ha preso questa opzione, fa un errore a un'uscita di combinazione del genere, adesso c'è molta strada per andare a fare il penultimo salto e ancora molta strada per fare l'ultimo, perciò sai, le sue 4 penalità diventano pesanti per i primi posti della classifica. Chiude con 4 penalità il belga Peters. 5 le penalità, 57 secondi e 30. Stiamo rivedendo al rallenti nell'errore sul secondo elemento della gabbia. Ora è la volta dell'irlandese Dermot Lennon. Liscalco, 34 di testiera. Al momento è al comando sempre il primo cavaliere entrato, Marcus Schofferman, un netto e 43 e 80 tempo da battere. Poi dopo di lui Seren Forren, un altro netto ma 45 secondi e 2. Poi 15 penalità per Peter Charles, 8 per Roberta Rioldi, 4 per E Peters. 5, gli hanno dato una penalità per il tempo. Perciò vedi, lui l'ha voluto prendere con comodo assicurandosi lo 0, ma in questo caso il 4 veloce lo fa andare indietro della classifica. Bisogna trovare una mezza via alla però, fine in un ecco, barrage del genere. già è davanti a Roberto, Dermot Lennon, Liscalco. E al suo secondo ostacolo della seconda manche verticale, ora la triplice. Anche lui prende Anche lui taglia. l'opzione. Ed Gira molto bene, strettissimo. molto bene. Due ostacoli per Dermot Lennon per chiudere. Ti dirò, deve rischiare perché fanno presto arrivare i 43. Si sente incitamento da parte del pubblico. E vediamo il tempo, 43 e 08, passa al comando. E merita davvero il vostro applauso perché è stata una gara favolosa. Quella di Sentite quello che sta dicendo lo speaker, è stata veramente una gara favolosa. Sì, perché veramente lui ha rischiato in diagonale questo verticale verde, ha rischiato e lui dopo ha cercato la velocità nella finale. Jerry Smith, Lux Z, lo vediamo abbastanza tranquillo come al solito, sta guardando gli ostacoli, forse anche lui vuole adottare la stessa opzione perché è andato a vedere. Però se tu guardi i due tempi, il primo del tedesco a 43,80 e invece l'irlandese a 43,08, tu fai i calcoli che lui ha fatto 43,08, è proprio un tempo di galoppo. Adesso Jerry deve valutare se è meglio rischiare una tagliata del genere o stringere di più su un salto dove gli permette di rischiare il meno possibile, ecco. Poi tra lui e Schofferman sono quasi 4 secondi, 80-71 era il tempo della Infatti prima vedi, manche. è il primo cavaliere che gira dentro le piante, veramente ha fatto una cosa ottima Jerry. Sta tenendo veramente il caso di dirlo col fiato sospeso tutto il Sì, pubblico. stiamo calmi finché Jerry non ha finito. Siamo alla gabbia. C'è errore sul secondo elemento, 4 penalità al momento per Jerry Smith. Peccato, è stato lontano un po' dalla combinazione, ha attaccato per entrare, il cavallo ha fatto il primo salto un po' piatto e non è riuscito a tornare indietro per il verticale. Veramente peccato perché 45-52, 4 penalità. peccato perché veramente Jerry aveva fatto una partenza veramente studiata nella girata, nel numero 2 del barrage, veramente perfetta. Torniamo a sottolineare, davvero favolosa quella del cavaliere. Siamo agli ultimi due binomi. Meredith Michaels Berbaum, Concetto 4. Deve aspettare ancora 2 percorsi prima di poter risultare definitivamente a Dermot Lennon. Ora è la volta della tedesca. Abbiamo già visto, come ci stava dicendo qualche istante fa Arnaldo Bologni, che non si possono fare i calcoli su 3 secondi di vantaggio. Infatti abbiamo veduto prima che Peters, che poteva contare su 2 secondi pieni quasi nei confronti di Schofferman, ha rischiato lo stesso, anzi è andato lento, ma poi l'errore era in agguato.
Questo è un cavallo che è veloce nella sua caratteristica e lei non ha paura di affrontare gli ostacoli a una velocità abbastanza sostenuta. Intanto 79,43 il riscontro cronometrico per del quanto riguarda il primo percorso. percorso. Perciò valutando questo tempo che ha fatto nel primo giro può in questo caso insidiare anche lei un buon piazzamento o se no la vittoria. Ha 5 secondi di vantaggio rispetto al primo percorso di Menschoffermann. Primo ostacolo verticale, lo supera, la triplice. Sembra che stia spingendo. Sì, ma il cavallo è un cavallo che ama galoppare un po' e lei non ha paura. Gira dritta velocemente, affronta la gabbia. Perfetto, veramente. Ecco, guarda, adesso tutto sta qua, Mimmo, perché veramente ha preso una cadenza veramente alta. E ancora deve veramente rischiare, seguendo perché con passione questo guarda percorso. che ritmo. 44 e 22 va al comando. Però è stata una gara davvero emozionante. Non va il comando? No. Non va il comando, ma è al terzo posto, e direi che ha perso proprio dalla gabbia il verticale Monriff per il fatto che si è allargata molto all'esterno. In ogni modo ha fatto veramente una gara emozionante. Attenzione! L'ultima possibilità. Dermot Lennon, Alexis Gauthier. Contro l'Irlanda, la Francia, contro l'Iscalgo, Cincaba Rouge. Era stato più veloce il transalpino francese con Cincaba Rouge, 77,30 aveva ottenuto nel primo percorso. Lui deve cercare di far meno di 43,08. Winning round of the Il Resto del Carlino Grand Prix for France, Alexis Gauthier, Cincaba Rouge. The time to beat. È sempre al momento al comando Dermot Lennon, Irlanda sull'Iscalgo. In modo abbiamo il primo posto l'Irlanda, il secondo posto la Germania, terzo posto la Germania della Meredith Michael. E adesso vediamo Gauthier. Alexi se riesce ad abbassare il tempo di 43. Siamo alla triplice per Gauthier. Anche lui prende questo l'opzione di rischio. tagliare. Niente, L'ho pagato. lo ha pagato. Peccato, io però direi che l'irlandese veramente ha fatto una gara che se lo merita questo primo posto. Si è saputo rischiare, è andato velocissimo. Penalità per Alexis Gauthier e c'è l'annuncio ufficiale. Dermot Lennon sull'Iscalgo vince il Gran Premio Modena e il resto del Carlino. Io direi che è stato un barrage molto bello perché tutti hanno rischiato il primo posto, perciò direi che questa finale di questa manifestazione è stata veramente bella. E tanto vediamo la classifica: Dermot Lennon davanti a Marcus Menschoffermann, poi la Beerbaum, Meredith Michaels Beerbaum in terza posizione, Von Ren in quarta su Chandra, e quindi poi appresso abbiamo i nostri Jerry Smith su Lux Z, James Peters in settima posizione, Roberto Arioldi, e Gauthier chiude in ottava posizione. Io ringrazio intanto Arnaldo Bologni per la sua preziosissima collaborazione e mi trasferisco in campo
Siamo in mezzo al campo ed è il cavaliere irlandese Dermot Lennon a essere premiato. Nel frattempo il maestro Luciano Pavarotti è rimasto in tribuna. Tra qualche istante vedremo se riusciamo a salire per salutarlo e per avere da lui una valutazione di questi 4 giorni di equitazione qui a Stradello di Nava, a Modena, al Club Europa. Abbiamo di fronte Roberto Arioldi e Jerry Smith, un pochino amareggiati per come è andato il Gran Premio Modena, il resto del Carlino. E cercheremo di scambiare 2 battute con loro. Intanto Mesh Offerman viene premiato, applausi da parte del pubblico. Un pubblico sportivo competente che ha seguito con molta attenzione le gare e che oggi ha fatto veramente il tifo soprattutto per i nostri cavalieri in campo. Intanto prosegue la premiazione, ovviamente fiori e coppe per i cavalieri, coccarde per i cavalli. Sarà ora il momento della Meredith Michaels Berbaum. Intanto notiamo che Roberto Arioldi ha tolto il chepì e c'è Paprika della Loggia che è abbastanza tranquilla, rilassata dopo l'impegno. Proseguono le premiazioni con cavalli e cavalieri. Allora Jerry, soddisfatto o un po' di amaro in bocca c'è? No, sono soddisfatto perché la gara l'ho attaccata bene, ho fatto una girata che non era venuta agli altri. Era un po' un barrage un po' svantaggioso per il mio cavallo perché non è un cavallo di natura molto veloce. Comunque, no, bene, l'errore ci stava, non ci stava, vabbè, non mi cambiava molto comunque perché o vinci o arrivare quinto non cambia più niente a quel punto. No. E ora Aquisgrana? Sì, adesso stanotte partiamo, andiamo ad Aquisgrana e ci riproviamo lì. Bene, abbiamo ascoltato Jerry Smith con le immagini del vincitore Dermot Lennon, il vincitore del Gran Premio Modena e il resto del Carlino. Da parte di Mimmo Fusco un grazie a Riccardo Di Blasio per la regia, ma soprattutto un grazie a voi per averci seguito per questi 4 giorni. Quindi un buon proseguimento con i programmi della rete per tutta la giornata. Arrivederci da Arte.